Siamo con l'assessore alla pesca Cristiano Corazzari, assessore della Regione Veneto, per discutere un attimo di un problema che sta colpendo molto soprattutto la zona polesana, che è il granchio blu. Ho parlato col signor Marchesini, presidente del consorzio Scardovari, e si trova in una situazione di vera difficoltà. Assolutamente, si tratta di una specie invasiva, alloctona, una delle tante specie che infestano i nostri mari e le nostre lagune, è particolarmente dannosa per tutte le produzioni, in particolar modo parliamo di cozze, di vongole e di tutto quello che è il frutto del lavoro di anni che è stato fatto, che viene distrutto in poco tempo da questa specie. Occorre che venga messa in atto delle attività e delle azioni forti per ridurre la popolazione di questa specie. La Regione del Veneto sarà a fianco dei pescatori per cercare di aiutarli in questa difficile battaglia, che è anche rappresentativa del continuo cambiamento che stanno subendo le nostre lagune, i nostri mari e i nostri corsi d'acqua. Sicuramente con il nuovo FEAMPA ci saranno delle misure dedicate a questo tipo di emergenza e anche adesso stiamo studiando dei provvedimenti emergenziali. Quello che è importante è che ci sia una forte alleanza tra le istituzioni e gli operatori della pesca per ridurre al minimo questo grave problema. Grazie infinite.